speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. È tornata a trovarci nostra ospite, la senatrice del Partito Democratico, Laura Puppato. Ben trovata, grazie per essere con noi. Ben ritrovati a voi, è un piacere venire, grazie. Laura Puppato, lo ricordiamo che è candidata per il PD al Senato nel collegio uninominale di Castelfranco Montebelluna, che poi comprende anche parte della provincia di Belluno e della provincia di Venezia, l'intera provincia di Belluno, per meglio dire, e parte invece appunto della provincia di Venezia, alcuni comuni al confine con la Marca trevigiana, e poi anche nel collegio plurinominale, uno dei due collegi senatoriali del Veneto, quello che oltre a Treviso Belluno comprende anche Venezia e Rovigo. Laura Puppato, in questo periodo di ripresa economica, poi ci sono tante opinioni sull'entità di questa ripresa, ma una cosa su cui pressoché tutti concordano è che uno dei settori che ha risposto meglio alla crisi ed è ripartito con più forza è quello dell'agricoltura. Il settore primario, nuove imprese, anche nuovi posti di lavoro, nuova occupazione, un ritorno dei giovani. Un settore su cui si è investito e su cui bisogna continuare ad investire? Nel modo più assoluto, anche perché è il settore primario, diciamolo subito, si chiama così e non è un caso. Tutto si può fare a questo mondo, ma vivere senza alimentazione sarà molto difficile. Quindi abbiamo bisogno di prodotti genuini che siano certamente garantiti e che abbiano quindi la possibilità di essere concretamente, diciamo, allevati nel caso degli animali e coltivati per quanto riguarda l'aspetto vegetale nel nostro paese, che non è ancora autosufficiente, anche se ha certamente espanso in maniera impressionante, possiamo dirlo, la quantità di export del prodotto italiano. E qua va fatta subito una precisazione. Come si è svolto il lavoro che il governo e il Parlamento hanno fatto in corso di questi 5 anni in questo ambito così fondamentale che si chiama settore primario? Innanzitutto va detto che c'è stato un grande lavoro fatto all'estero, proprio in quelle istituzioni e realtà che tolleravano, diciamo, con un eccesso di negligenza l'Italian sounding, cioè il prodotto contraffatto a marchio italiano, ma che dell'Italia non aveva nulla, né la produzione, né tantomeno l'insaccamento, la coltivazione o quant'altro. Quindi, se oggi possiamo dire, sempre dati alla mano, perché i dati sono importanti, ci dicono quando le cose tornano e quando le cose invece non tornano rispetto alle nostre aspettative, e se ci dicono che siamo passati da poco più di 30 miliardi di export a oltre, ci avviciniamo, insomma, siamo, diciamo, orientati oltre i 40 miliardi e vorremmo arrivare ai 50 miliardi entro la fine del 2018, ebbene, questo ci dice che stiamo praticamente quasi andando ad aumentare, abbiamo aumentato di un terzo, stiamo rivolgendoci come obiettivo quasi alla moltiplicazione, diciamo, del prodotto che è a marchio italiano, made in Italy, l'autentico prodotto italiano, appunto, che nasce dalla nostra coltivazione, dalle nostre terre. Ebbene, questo ci dice che il lavoro che è stato fatto anche relativamente proprio alla contraffazione è stato un lavoro serio, impegnato, impegnativo e importante. E su questo va dato atto a tutta la realtà della struttura del mondo dell'agricola, al sottosegretario Olivero, ma anche allo stesso ministro Martina, che ha creduto fin da subito in un investimento sulla qualità. E l'altra vicenda che ci ha visto certamente lavorare anche per sconfiggere, per così dire, uno spreco alimentare
con una legge specifica che sta producendo i suoi effetti in Italia, proprio la legge sullo spreco alimentare, in virtù di un impegno internazionale e nazionale che ci eravamo assunti quando c'è stata l'Expo, appunto a Milano, con l'esposizione, diciamo, della qualità dei prodotti italiani, dal vino alla frutta, agli cereali, a qualunque cosa, insomma, nasca da questo territorio. Abbiamo anche detto che non possiamo più permetterci di avere una quantità di spreco che potrebbe tranquillamente mantenere nei paesi occidentali, lo spreco evidentemente non solo in Italia, che potrebbe tranquillamente mantenere quella parte di mondo che non ha di che vivere e non ha acqua pulita e non ha di che mangiare. Quindi credo che sia un obbligo non solo morale, ma insomma anche, se vogliamo, economico, quello di ritenere i prodotti alimentari qualcosa di prezioso che abbiamo sulla nostra tavola e che va utilizzato al meglio e non gettato via. Per questo abbiamo pensato di rendere più compatibile con, per esempio, con la possibilità di donazione senza eccessiva burocrazia, tutto quello che eventualmente viene avanzato dalle mense piuttosto che dai ristoranti o anche dai supermercati, dagli ipermercati, dai negozi alimentari, negozi di frutta, eccetera, eccetera, con uno sconto, diciamo, per coloro che attuano queste positive politiche di recupero del cibo prima che questo cibo divenga diciamo, immangiabile, non sia più disponibile per la nutrizione umana, e con una semplificazione, diciamo, di tutti i processi in maniera tale che la cosa possa avvenire senza che comporti oneri burocratici eccessivi. E anche questo è stato un altro elemento importante. Un terzo elemento che voglio qui subito elencare è quello del caporalato. La legge sul caporalato, in vigore ormai da 1 anno e mezzo, non ha completamente risolto i gravi problemi, insomma, di sfruttamento della manodopera italiana e straniera in molte regioni d'Italia, quasi tutte devo dire. Non c'è in questo senso soltanto un problema sud, anzi, però certamente ha contribuito a frenare, a rendere molto più consapevole anche le forze dell'ordine, oltre che la stessa magistratura, quindi insomma tutta la parte, diciamo, che si deve occupare inevitabilmente di reati come questi, dell'importanza di avere una legge che determini con chiarezza e senza infingimenti quelli che sono i diritti dei lavoratori e quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro e quelli che sono i divieti in un paese democratico e civile rispetto al tema del caporalato e quindi dello sfruttamento persino da parte di più soggetti della stessa persona, del lavoro della stessa persona, in condizioni spesso inaudite, se non disumane. Queste 3 leggi, insieme alla cancellazione dell'IMU sui terreni agricoli, per chi fa naturalmente il coltivatore diretto in prima persona, quindi per chi lo svolge come lavoro ordinario, diciamo, insieme con la realtà appunto della tassazione individuale e societaria per le aziende agricole, che è stata fortemente ridimensionata, e ancora tutti gli sgravi fiscali che sono stati dati per coloro che si dotano, per esempio, non solo sgravi fiscali devo dire, ma c'è stata anche l'implementazione, anche nel caso del settore primario, per riuscire effettivamente a dare maggiori strumenti all'agricoltura di qualità, il che vuol dire a coloro che risparmiano acqua, che verificano attraverso i droni, per esempio, lo stato di salute della pianta, no? E capire se serve e quanta acqua esattamente serve per quel tipo di pianta, oppure a valutare se vi è o non vi è un'aggressione da parte di afidi o altri diciamo elementi patologici della pianta presenti, e ancora per esempio tutti gli strumenti funzionali a sostituire, diciamo a rendere un'agricoltura più intensiva in un'agricoltura biologica oppure biodinamica, o magari a passare a quella che è stata anche questo un incremento notevole della quantità di prodotti che viene ad essere oggi coltivata in Italia rispetto alla lotta passiva integrata, per esempio,
contro appunto tutti gli agenti patogeni esterni di qualsiasi tipo. Quindi da questo punto di vista i risultati di cui oggi possiamo felicemente, credo, fregiarci sono il risultato di 300 nuove aziende al giorno nate nel 2017 per complessive 10.000 aziende nate appunto nel corso dello stesso anno. Quindi credo che siano numeri inimmaginabili. Abbiamo oggi il 17,6% del prodotto interno lordo che nasce dal settore primario con l'enogastronomia e con la cura appunto delle coltivazioni. Credo che il nostro paese, per quanto sia un paese fittamente abitato rispetto ad altri in Europa, abbia un territorio prevalentemente montuoso, collinare, stia letteralmente facendo piccoli grandi miracoli che dimostrano come le coltivazioni di qualità siano la strada maestra su cui dobbiamo proseguire. Ai temi relativi all'agricoltura, al settore primario indicati da Laura Puppato, coltivazioni di qualità e anche più tecnologiche per sprecare meno risorse, lo spreco di derrate alimentari, la tutela delle nostre produzioni di qualità, la lotta al caporalato e altre forme di sfruttamento, mi permetto in conclusione di aggiungerne un altro, chiedendo alla nostra ospite una sua riflessione, cioè quella dell'Europa, che proprio in tema agricolo ha avuto, come dire, una serie di scontri o di polemiche con il nostro paese, dalle quote latte alla tutela appunto di certe produzioni, di certi ingredienti di quell'agricoltura intensiva che, come lei stessa ci ricordava, non è caratteristica dell'Italia, forse di altri paesi, di altri modelli economici. Quindi c'è questo, come dire, rapporto di amore e odio con l'Europa in tema agricolo? Mi fa molto piacere questa domanda perché mi permette di dire alcune cose che vanno, credo, dette con sincerità agli italiani e ai veneti. Ebbene, l'idea che l'Europa nel settore agrario in generale sia conflittuale con il nostro paese perché non considera, diciamo, alla nostra stessa stregua la qualità della produzione, ma semplicemente la quantità, ebbene, questo è stato fatto credere nel corso di questi anni, non che non vi siano paesi che spingono su questo piuttosto che su quello, ma attenti bene, l'importanza di esserci in Europa fa la differenza. L'importanza di come si sta in Europa fa la differenza. E voglio citare alcuni casi. Allora, intendo che... Allora, citiamo subito un caso, il più importante forse, lasciatemelo dire, insomma, no? Ce ne sarebbe più di uno. Ma il caso, per esempio, dell'etichettatura. Noi abbiamo ottenuto dall'Europa, va bene, di avere la provenienza della materia prima relativamente ai prodotti che vengono venduti. E questa cosa è stata un'apertura inimmaginabile fino a qualche anno fa. Ma anche l'Europa va accompagnata rispetto al tema della qualità e c'è un'Europa assolutamente disponibile a concepire il valore nel continente più antico, diciamo, di differenziarci da altre realtà certamente più capaci dal punto di vista della quantità di prodotti, come l'America, gli Stati Uniti d'America, le sue estensioni notevolissime, ma anche la stessa India, Cina, no? Continenti che per la loro dimensione, basta guardare un mappamondo, una carta geografica, uno ben si rende conto della differenza rispetto appunto alla vecchia Europa. E quindi puntare a fare in modo che da una parte il consumatore, perché se non c'è un consumatore, tra virgolette, acculturato, cioè attento alla provenienza del prodotto, tutto quello che facciamo non serve a nulla, diciamocelo, ma un consumatore che sempre, ogni giorno di più, e questo è un successo, no? del Made in Italy, cioè delle produzioni di agroalimentari di altissima eccellenza
e qualità italiana, un consumatore italiano e oggi abbiamo visto europeo e sempre più internazionale, va bene, è molto attento e richiede sempre di più attenzione all'etichetta, cioè a capire dove quel cibo di cui lui sta per sfamarsi è stato prodotto, con quali materie prime, con quali procedimenti, se è o meno OGM, se è o meno assoggettato, diciamo, a determinati limiti produttivi. Quindi, da questo punto di vista, aver promosso e prodotto e quindi aver vinto questa battaglia in Europa, appunto, per l'etichettatura con anche la provenienza geografica delle materie prime, è un altro grande successo di questo governo, di questo Parlamento. Ma ripeto, è semplicemente frutto di cultura e lavoro. Non bisogna mai abituarsi, lo dico in generale, a scaricare le responsabilità sugli altri, perché è vero che quasi sempre c'è un nostro deficit quando le cose non accadono. Oppure ci vuole perseveranza, pazienza, lavoro quotidiano, non arrendersi mai, essere convinti e convincere che la propria scelta è quella più giusta, che quello che si sta facendo è quello più idoneo e necessario. Chiudo, se mi permetti, ricordando un'altra piccola vittoria che per noi è importante, e cioè la riforma degli enti che avevamo peraltro promesso, in particolare nel collegato agricoltura alla manovra di finanza pubblica si è passati da 11 enti e 11 consigli d'amministrazione a vario titolo attinenti, diciamo, alla realtà agricola italiana a 3, sopprimendone quindi 8. Sono rimaste l'AGEA, che è l'Agenzia per la gestione delle risorse europee. Va ricordato che l'Europa, per una quantità importantissima, vorrei dirvi, oltre la metà del proprio bilancio complessivo, è dedicato all'agricoltura. Quindi l'AGEA è l'Agenzia per la gestione delle risorse europee, che ha un sacco di funzioni: coordinamento, erogazione risorse, strumenti di gestione del sistema informatico, razionalizzazione dei controlli, armonizzazione delle procedure, insomma l'ente pagatore AGEA è rimasto. CREA è il Consiglio per la ricerca, che ha incorporato sia l'INEA sia l'INRAN, riduce quindi la polverizzazione, insomma, delle sedi, cioè la quantità di sedi inutili che era più o meno sparsa in tutta Italia in maniera ben poco razionale, e tende a specializzare per settori e per centri di ricerca, evitando duplicazioni e quindi anche riducendo e abbattendo i costi. E il terzo che è rimasto è l'ISMEA, cioè l'Istituto per i Servizi del Mercato Agricolo Alimentare, dove sostanzialmente si occupa di fornire gli strumenti di servizio finanziario per le imprese agricole, quindi anche qui un aiuto dal punto di vista della cultura, della conoscenza, mirato a mettere in luce diciamo le opportunità che vengono offerte dal mercato italiano e non solo. Quindi anche in questo caso, naturalmente, il mondo dell'agricoltura, diciamo, su cui si è lavorato in questi 5 anni è un mondo molto vasto, però dei risultati effettivi, verificabili, con forti riduzioni degli ambiti burocratici e della moltitudine di enti e di istituzioni, insieme con le lotte al caporalato, insieme con la legge sullo spreco alimentare, tutto questo, e naturalmente un grande lavoro verso l'export, ha decisamente cambiato faccia al sistema agricolo italiano, e credo questo sia indiscutibilmente una medaglia. Adesso il colore non la scelgo io, però una medaglia c'è per chi ha lavorato in questo settore in questi anni. E anche in questo settore, a proposito di burocrazia, insomma, si è fatto un po' di sano diserbo, come ogni bravo contadino deve periodicamente fare. Sì. Grazie a Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico e candidata al Senato alle prossime elezioni nel collegio uninominale di Castelfranco, Montebelluna, Belluno e parte della provincia di Venezia, e poi nel collegio plurinominale di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi davvero. Grazie anche da parte mia a tutti voi, vi rinnovo l'invito a seguire i prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche del 2018, sempre sui canali di Veneto 1.
speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.